prima abbiamo fatto. Un grandissimo portiere, l'abbiamo visto anche all'andata, però qualche colpa anche della terra davanti alla linea di porta, è rimbalzato male, ha fatto tipo picciotto. Però ci stavo provando all'inizio, oggi come avevo detto ai miei compagni me lo sentivo e volevo che arrivasse oggi questo gol. E lo voglio dire. Sì, oggi avevo proprio volevo tornare a segnare e andare là sotto a festeggiare che mi fa venire sempre il brief. È importante perché ha sbloccato una situazione che stava diventando un attimo. Sì, perché poi stava arrivando quasi l'ultimo quarto d'ora, mi sembra che fosse. Quindi Il 26esimo, sì, più o meno 20 minuti. È stato importante sbloccarla perché poi lo 0-0 non ci stava proprio. Meritavamo noi la vittoria per come siamo entrati in campo, determinati. Avevamo troppo voglia di vincere. Avevamo finito questo campionato con la vittoria e provare ad arrivare il più in alto possibile. Purtroppo anche le altre non sono fatti sfuggire questa occasione, ci prendiamo questo posto. Ce la giochiamo lo stesso. Se pensi a com'era. Ci avevano tutti per spacciati. Secondo me in attacco abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati pericolosi, sia Vedis che Buba, poi Uleri hanno avuto una grande occasione che purtroppo non è riuscita a realizzare, però nel complesso in attacco secondo me siamo stati molto pericolosi, sempre attivi, sempre a cercare l'uno contro uno, secondo me è stato molto positivo. Quello 0-0 sembra una beffa. Sì, è una beffa perché, anche perché quindi in questo tatuaggio l'avevamo fatto domenica scorsa. Con un bel calcio al dito che poi ho saputo che dopo una giornata però ci sta, il calcio è questo. E poi dicevo, avevo colpito con la palla di testa, è uscita lì così, poi Carlo ha fatto qualche conclusione da fuori. Abbiamo avuto le nostre occasioni, che purtroppo sta cavolo di palla non entrava, anche al secondo tempo, però poi alla fine vedi quando ci sbatti la testa, riprovi alla fine è entrato, invece l'abbiamo fatto vincere. Siete stati premiati. Sì. Quel tuo gol, il tuo, il numero? È il numero 9. Racconta. Ah sì, no vabbè, ci stavo credendo, ma lo stavo ripetendo anche perché poi ci tenevo molto a segnare anche io. Oggi si stava pensando tutta la settimana, poi mi sentivo bene, la volevo buttare dentro, ci ho creduto fino alla fine e poi secondo me abbiamo fatto